Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Andiamo al video. Marc Guiu ha scelto il Napoli come destinazione prioritaria per lasciare il Chelsea in questa sessione di mercato. L'attaccante spagnolo ventenne ha un contratto fino al 2031 e i due club stanno negoziando una cifra superiore ai 15 milioni di euro. L'ostacolo principale è il prezzo. Il Chelsea valuta l'attaccante circa 25 milioni di euro, mentre il club italiano intende ridurre questa cifra e sta valutando una formula che includa delle variabili per avvicinare le due parti prima della chiusura del mercato. Secondo Fabrizio Romano, la volontà del giocatore ha chiarito parte dell'accordo. Marc Guiu considera il Napoli la sua prima opzione, nonostante abbia alternative in Spagna, e ha già delineato i termini personali di un possibile contratto con il club italiano. Il Napoli ha intensificato i suoi sforzi durante l'ultima settimana di agosto. Le prime stime indicavano un'offerta di circa 15 a 16 milioni di euro, più bonus, una cifra comunque inferiore alla valutazione del Chelsea. Il Chelsea desidera inoltre mantenere un interesse finanziario sul futuro dell'attaccante attraverso una percentuale su un'eventuale futura cessione. Questa condizione è parte integrante delle trattative in corso, il cui prossimo passo sarà quello di ridurre il divario finanziario tra i due club. Il Napoli ha offerto a Guiu un trasferimento fuori dalla Premier League dopo una stagione in cui non è riuscito a imporsi come titolare fisso. L'attaccante cerca di aumentare il suo minutaggio e ha dato la priorità all'opzione italiana rispetto ad altre offerte ricevute durante l'estate. Il Chelsea intende ricavare dalla cessione 6 milioni di euro. Guiu è arrivato al Chelsea nell'estate del 2024, dopo che il club inglese aveva pagato circa 6 milioni di euro al Barcellona. Da allora ha collezionato 29 presenze ufficiali con la prima squadra londinese, segnando 8 gol. La sua prima stagione è stata caratterizzata principalmente dalla Conference League, competizione in cui ha realizzato 6 reti. Nella stagione successiva è stato ceduto in prestito al Sunderland, ma questo periodo si è concluso poche settimane dopo, quando il Chelsea ha deciso di riacquistarlo. Con il Sunderland ha disputato 3 partite e segnato un gol in Coppa di Lega. Tornato a Londra, è tornato a giocare e ha segnato contro l'Ajax in Champions League, nella vittoria per 5-1 del Chelsea. Anche la situazione di questa stagione lascia presagire un trasferimento. L'abbondanza di opzioni offensive a Stamford Bridge ha ridotto il suo minutaggio e diversi club, tra cui Siviglia, Real Sociedad e Napoli, sono emersi ad agosto come possibili destinazioni. L'aspetto finanziario spiega perché il trasferimento non sia ancora stato finalizzato. Il Napoli sta cercando di chiudere l'affare per una cifra superiore ai 15 milioni di euro, mentre il Chelsea mantiene una valutazione vicina ai 25 milioni di euro. La scelta di Marc Guiu avvantaggia il club italiano, ma l'accordo tra le due società è ancora in sospeso. Saranno necessarie ulteriori trattative per definire il prezzo fisso, eventuali bonus e la percentuale che il Chelsea intende trattenere da una futura cessione, prima di finalizzare la partenza del giocatore dalla Premier League. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon nome per il Napoli? Voglio sapere la tua opinione nei commenti qui sotto. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!